Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, l'Ateneo Veneto ha deciso di organizzare la lettura integrale di Se questo è un uomo, il libro di Primo Levi nel quale racconta l'anno che ha trascorso in un lager. Questo perché l'Ateneo vuole da sempre coltivare la memoria e anche perché la prosa di Primo Levi è una prosa limpidissima, antiretorica, che vuole solamente spiegare che cosa è accaduto in quel terribile periodo. Levi infatti non vuole compassione, ma consapevolezza e vigilanza morale. Nella poesia che c'è all'inizio del libro, l'autore non chiede, ma comanda attenzione e memoria al lettore, perché il lettore deve farsi carico di quanto è accaduto. E noi, come Ateneo, abbiamo risposto a quel comando. E abbiamo risposto con un atteggiamento corale, in contrapposizione alla logica del lager, che metteva tutti contro tutti, anche i prigionieri gli uni contro gli altri. E abbiamo risposto con un atteggiamento democratico contro il totalitarismo del nazifascismo. Sono venute a leggere quel giorno tantissime persone, diverse per età, per storie personali, chi ha avuto una vita fortunata, altre vite segnate da scelte sbagliate, scelte esistenziali sbagliate o da purtroppo problemi di salute. Ma la lettura ci ha accomunato. Eravamo tutti uguali in quella situazione, così rammentandoci che la dignità, quella dignità che il lager voleva annientare e che noi invece possediamo solo per il fatto di essere uomini, a nessuno è dato il potere di toglierla. L'evento, devo dire, è stato molto intenso, molto ordinato ma anche molto intenso, veder susseguirsi tutte queste persone, vedere il nostro Ateneo pieno di ragazzi attentissimi. E l'evento è così riuscito che ha dato l'inizio a un ciclo che noi definiamo di letture civili, che verranno svolte in varie parti della città. Inizieremo con le letture dei condannati a morte all'M9 in occasione del 25 aprile e che poi si chiuderanno con un evento sempre qui in Ateneo. Avremmo voluto mettere in rete l'intera lettura, ma è durata più di 6 ore e allora abbiamo scelto alcuni brani che peraltro restituiscono la profondità del testo e anche veramente l'emozione che quel giorno abbiamo vissuto. La porta si è aperta. I 3 dottori hanno deciso che 6 candidati passeranno in mattinata, il 7° no. Il 7° sono io, ho il numero di matricola più elevato, mi tocca ritornare al lavoro. Solo nel pomeriggio viene Alex a prelevarmi. Che disdetta, non potrò neppure comunicare con gli altri per sapere che domande fanno. Questa volta ci siamo proprio. Per le scale Alex mi guarda torvo. Si sente in qualche modo responsabile del mio aspetto miserevole. Mi vuol male perché sono italiano, perché sono ebreo, e perché fra tutti sono quello che più si scosta dal suo caporalesco ideale virile. Per analogia, pur senza capirne nulla, e di questa sua incompetenza essendo fiero, ostenta una profonda sfiducia nelle mie probabilità per l'esame. Siamo entrati. C'è solo il dottor Panwitz. Alex, col berretto in mano, gli parla a mezza voce. Un italiano in lager da 3 mesi soltanto, già mezzo caput. Er sagt ist Chemiker, ma lui, Alex, sembra su questo faccia le sue riserve. Alex viene brevemente congedato e relegato da parte, ed io mi sento come Edipo davanti alla Sfinge. Le mie idee sono chiare e mi rendo conto anche in questo momento che la posta in gioco è grossa, eppure provo un folle impulso a scomparire, a sottrarmi alla prova. Panwitz è alto, magro, biondo. Ha gli occhi, i capelli e il naso come tutti i tedeschi devono averli
e siede formidabilmente dietro una complicata scrivania. Io, Häftling 174-517, sto in piedi nel suo studio, che è un vero studio, lucido, pulito e ordinato, e mi pare che lascerei una macchia sporca dovunque dovessi toccare. Quando ebbe finito di scrivere, alzò gli occhi e mi guardò. Da quel giorno io ho pensato al dottor Panwitz molte volte, in molti modi. Mi sono domandato quale fosse il suo intimo funzionamento di uomo, come riempisse il suo tempo all'infuori della polimerizzazione e della coscienza indogermanica. Soprattutto quando io sono stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma solo per una mia curiosità dell'anima umana. Perché quello sguardo non corse fra due uomini, e se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l'essenza della grande follia della Terza Germania. Quello che tutti noi dei tedeschi pensavamo e dicevamo si percepì in quel momento in modo immediato. Il cervello che sovrintendeva a quegli occhi azzurri e a quelle mani coltivate diceva: questo qualcosa davanti a me appartiene a un genere che ovviamente è opportuno sopprimere. Nel caso particolare occorre prima accertarsi che non contenga qualche elemento utilizzabile. E nel mio capo, come semi in una zucca vuota, gli occhi azzurri e i capelli biondi sono essenzialmente malvagi, nessuna comunicazione possibile. Sono specializzato in chimica mineraria, sono specializzato in sintesi organiche, sono specializzato... Ed incominciò l'interrogatorio, mentre nel suo angolo sbadigliava e digrignava Alex, terzo esemplare zoologico. Wo sind Sie geboren? Mi dà del Sie, del lei. Il dottor ingegner Panwitz non ha il senso dell'umorismo. Che sia maledetto, non fa il minimo sforzo per parlare un tedesco un po' comprensibile. Mi sono laureato a Torino nel 1941, summa cum laude, e, mentre lo dico, ho la precisa sensazione di non esser creduto. A dire il vero non ci credo io stesso, basta guardare le mie mani sporche e piagate, i pantaloni da forzato incrostati di fango. Eppure sono proprio io, il laureato di Torino, anzi, particolarmente in questo momento è impossibile dubitare della mia identità con lui. Infatti il serbatoio dei ricordi di chimica organica, pur dopo la lunga inerzia, risponde alla richiesta con inaspettata docilità. E ancora questa ebrietà lucida, questa esaltazione che mi sento calda per le vene, come la riconosco, è la febbre degli esami, la mia febbre dei miei esami, quella spontanea mobilitazione di tutte le facoltà logiche e di tutte le nozioni che i miei compagni di scuola tanto mi invidiavano. L'esame sta andando bene. A mano che me ne rendo conto, mi pare di crescere di statura. Ora mi chiede su quale argomento ho fatto la tesi di laurea. Devo fare uno sforzo violento per suscitare queste sequenze di ricordi così profondamente lontane. È come se cercassi di ricordare gli avvenimenti di una incarnazione anteriore. Qualcosa mi protegge. Le mie povere vecchie misure di costanti dielettriche interessano particolarmente questo ariano biondo dall'esistenza sicura. Mi chiede se so l'inglese. Mi mostra il testo del Gattermann. E anche questo è assurdo e inverosimile, che qua giù, dall'altra parte del filo spinato, esista un Gattermann in tutto identico a quello su cui studiavo in Italia, in quarto anno, a casa mia. Adesso è finito. L'eccitazione che mi ha sostenuto lungo tutta la prova cede d'un tratto, ed io contemplo istupidito e atono la mano di pelle bionda che in segni incomprensibili scrive il mio destino sulla pagina bianca. Los Ab. Alex rientra in scena. Io sono di nuovo sotto la sua giurisdizione. Saluta Panwitz sbattendo i tacchi e ne ottiene in cambio un lievissimo cenno delle palpebre. Io brancolo per un attimo nella ricerca di una formula di congedo appropriata. Invano. In tedesco so dire mangiare, lavorare, rubare, morire. So anche dire acido solforico, pressione atmosferica e generatore di onde corte,
ma non so proprio come si può salutare una persona di riguardo. Eccoci di nuovo per le scale. Alex vola gli scalini, ha le scarpe di cuoio perché non è ebreo e leggero sui piedi come i diavoli di Malebolge. Si volge dal basso a guardarmi torvo mentre io discendo impacciato e rumoroso nei miei zoccoli spaiati ed enormi, aggrappandomi alla ringhiera come un vecchio. Pare che sia andata bene, ma sarebbe insensato farci conto. Conosco già abbastanza il lager per sapere che non si devono mai fare previsioni, specie ottimistiche. Quello che è certo è che ho passato una giornata senza lavorare e quindi stanotte avrò un po' meno fame. E questo è un vantaggio concreto e acquisito. Per rientrare alla Bude bisogna attraversare uno spiazzo ingombro di travi e di tralicci metallici accatastati. Il cavo d'acciaio di un argano taglia la strada. Alex lo afferra per scavalcarlo. Donnerwetter! Ecco, si guarda la mano nera di grasso viscido. Frattanto io l'ho raggiunto. Senza odio e senza scherno. Alex strofina la mano sulla mia spalla, il palmo e il dorso, per nettarla. E sarebbe assai stupito l'innocente bruto Alex se qualcuno gli dicesse che alla stregua di questo suo atto io oggi lo giudico. Lui e Panwitz e gli innumerevoli che furono come lui, grandi e piccoli, in Auschwitz e ovunque. Il canto di Ulisse. Chissà come e perché mi è venuto in mente. Non abbiamo più tempo di scegliere. Quest'ora già non è più un'ora. Se Jean è intelligente capirà. Capirà. Oggi mi sento da tanto. Chi è Dante? Che cos'è la commedia? Quale sensazione curiosa di novità si prova se si cerca di spiegare in breve che cos'è la Divina Commedia? Come è distribuito l'inferno? Cos'è il contrappasso? Virgilio è la ragione, Beatrice è la teologia. Jean è attentissimo e io comincio, lento e accurato. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima in qua e in là menando, come fosse la lingua che parlasse, mise fuori la voce e disse: quando... Qui mi fermo, cerco di tradurre. Disastroso, povero Dante e povero francese. Tuttavia l'esperienza pare prometta bene. Jean ammira la bizzarra similitudine della lingua e mi suggerisce il termine appropriato per rendere antica. E dopo quando? Il nulla. Un buco nella memoria. Prima che sia Enea la nominasse. Altro buco. Viene a galla qualche frammento non utilizzabile. La pietà del vecchio padre nel debito amore che doveva Penelope far lieta. Sarà poi esatto. Ma misi me per l'alto mare aperto. Di questo sì, di questo sono sicuro. Sono in grado di spiegare a Piccolo di distinguere perché misi me non è je me mi. È molto più forte, più audace. È un vincolo infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera. Noi conosciamo bene questo impulso. L'alto mare aperto. Piccolo ha viaggiato per mare, sa cosa vuol dire, e quando l'orizzonte si chiude su se stesso, libero, dritto e semplice, e non c'è ormai che odore di mare, dolci cose ferocemente lontane. Siamo arrivati al Kraftwerk, dove lavora il comando dei posacavi. Ci deve essere l'ingegner Levi. Eccolo, si vede solo la testa fuori dalla trincea. Mi fa un cenno con la mano, un uomo in gamba. Non l'ho mai visto giù di morale, non parla mai di mangiare. Mare aperto, mare aperto. So che rima con diserto. Quella compagnia picciola dalla quale non fui diserto. Ma non rammento più se viene prima o dopo. E anche il viaggio, il temerario viaggio al di là delle colonne d'Ercole, è
tristezza. Sono costretto a raccontarlo in prosa. Sacrilegio. Non ho salvato che un verso, ma vale la pena di fermarcisi. A ciò che l'uom più oltre non si metta. Si metta. Dovevo venire in lager per accorgermi che è la stessa espressione di prima, e misi me. Ma non ne faccio parte, Jean. Non sono sicuro che sia un'osservazione importante. Quante altre cose ci sarebbe da dire. E il sole è già alto. Mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda. Ecco, attento piccolo. Apri gli orecchi e la mente. Ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma perseguir virtute e conoscenza. Come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Piccolo mi prega di ripetere, come buono piccolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse qualcosa di più, forse nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio e noi in specie, e che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Li miei compagni fec'io sì acuti, e mi sforzo, ma invano, di spiegare quante cose vuol dire questo acuti. Qui ancora una lacuna, questa volta irreparabile. Lo lume era di sotto della luna, o qualcosa di simile, ma prima? Nessuna idea. Keine Ahnung, come si dice qui. Che piccolo mi scusi, ho dimenticato almeno 4 terzine. Ce ne fa rien. Vas-y tu de même. Quando mi apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto che mai veduta non ne avevo alcuna. Sì, alta tanto, non molto alta. Proposizione consecutiva. E le montagne, quando si vedono di lontano le montagne, piccolo, di qualcosa parla, non lasciarmi pensare alle mie montagne che comparivano nel bruno della sera quando tornavo in treno da Milano a Torino. Basta, bisogna proseguire. Queste sono cose che si pensano ma non si dicono. Piccolo attende, mi guarda. Darei la zuppa di oggi per saper saldare, non ne avevo alcuna, col finale. Mi sforzo di ricostruire per mezzo delle rime. Chiudo gli occhi, mi mordo le dita, ma non serve. Il resto è silenzio. Mi danzano per il capo altri versi. La terra lagrimosa diede vento. No, è un'altra cosa. È tardi, siamo arrivati alla cucina, bisogna concludere. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Trattengo piccolo, è assolutamente necessario e urgente che ascolti, che comprenda questo come altrui piacque, prima che sia troppo tardi. Domani lui o io possiamo essere morti, o non vederci mai più. Devo dirgli, spiegargli del Medioevo, del così umano e necessario eppure inaspettato anacronismo, e altro ancora, qualcosa di gigantesco, che io stesso ho visto ora soltanto nell'intuizione di un attimo, forse il perché del nostro destino, del nostro essere qui, oggi. Siamo ormai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrindellata dei portazuppa degli altri commandos. I nuovi giunti si accalcano alle spalle. Kraut und Rüben! Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape. Choux e navet, kaposka e srepak. Infin che il mar fu sopra noi richiuso. L'uomo che morrà oggi davanti a noi ha preso parte in qualche modo alla rivolta. Si dice
che avesse relazioni con gli insorti di Birkenau, che abbia portato armi nel nostro campo, che stesse tramando un ammutinamento simultaneo anche tra noi. Morrà oggi sotto i nostri occhi e forse i tedeschi non comprenderanno che la morte solitaria, la morte di uomo che gli è stata riservata, gli frutterà gloria e non infamia. Quando finì il discorso del tedesco, che nessuno poté intendere, di nuovo si levò la prima voce rauca. Habt ihr verstanden? Avete capito? Chi rispose jawohl? Tutti e nessuno. Fu come se la nostra maledetta rassegnazione prendesse corpo di per sé, si facesse voce collettivamente al di sopra dei nostri capi. Ma tutti udirono il grido del morente. Esso penetrò le grosse, antiche barriere di inerzia e di remissione, percosse il centro vivo dell'uomo in ciascuno di noi. Kameraden, ich bin der Letzte. Compagni, io sono l'ultimo. Vorrei poter raccontare che fra di noi, gregge e abietto, una voce si fosse levata, un mormorio, un segno di assenso, ma nulla è avvenuto. Siamo rimasti in piedi, curvi e grigi, a capo chino, e non ci siamo scoperta la testa quando il tedesco ce l'ha ordinato. La botola si è aperta, il corpo ha guizzato atroce, la banda ha ripreso a suonare e noi, nuovamente ordinati in colonna, abbiamo sfilato davanti agli ultimi fremiti del morente. Ai piedi della forca le SS ci guardano passare con occhi indifferenti. La loro opera è compiuta, è ben compiuta. I russi possono ormai venire, non vi sono più uomini forti fra noi. L'ultimo pende ora sopra i nostri capi e per gli altri pochi capestri sono bastati. Possono venire i russi, non troveranno che noi, domati, noi spenti, degni ormai della morte inerme che ci attende. Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo. Non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci docili sotto i vostri sguardi. Da parte nostra nulla più avete a temere, non atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice. Alberto e io siamo rientrati in baracca e non abbiamo potuto guardarci in viso. Quell'uomo doveva essere duro, doveva essere di un altro metallo del nostro, se questa condizione, da cui noi siamo stati rotti, non ha potuto piegarlo. Perché anche noi siamo rotti, vinti, anche se abbiamo saputo adattarci, anche se abbiamo finalmente imparato a trovare il nostro cibo e a reggere alla fatica e al freddo, anche se ritorneremo. Abbiamo issato la menasca sulla cuccetta, abbiamo fatto la ripartizione, abbiamo soddisfatto la rabbia quotidiana della fame e ora ci opprime la vergogna. «21 gennaio. Invece finì. Con l'alba del 21 la pianura ci apparve deserta e rigida, bianca a perdita d'occhio sotto il volo dei corvi, mortalmente triste. Avrei quasi preferito vedere ancora qualcosa in movimento. Anche i civili polacchi erano scomparsi, appiattati chissà dove. Pareva che perfino il vento si fosse arrestato. Avrei desiderato una cosa soltanto, restare a letto sotto le coperte, abbandonarmi alla stanchezza totale di muscoli, nervi e volontà, aspettare che finisse, o che non finisse, era la stessa cosa, come un morto. Ma già Charles aveva acceso la stufa, l'uomo Charles alacre, fiducioso e amico, e mi chiamava al lavoro. «Vas-y, primo, déchoins-toi de là-haut, y a Jules à attraper pour les oreilles». Jules era il secchio della latrina, che ogni mattina bisognava afferrare per i manici, portare all'esterno e rovesciare nel pozzo nero.
Era questa la prima bisogna della giornata, e se si pensa che non era possibile lavarsi le mani e che 3 dei nostri erano ammalati di tifo, si comprende che non era un lavoro gradevole. Dovevamo inaugurare i cavoli e le rape. Mentre io andavo a cercare legna e Charles a raccogliere neve da sciogliere, Arthur mobilitò i malati che potevano star seduti perché collaborassero nella mondatura. Tovarowski, Sertelè, Alcalai e Schenk risposero all'appello. Anche Sertelè era un contadino dei Vosgi, di 20 anni, pareva in buone condizioni, ma di giorno in giorno la sua voce andava assumendo un sinistro timbro nasale, a ricordarci che la difterite raramente perdona. Alcalai era un vetraio ebreo di Tolosa, era molto tranquillo e assennato, soffriva di risipola al viso. Schenk era un commerciante slovacco, ebreo convalescente di tifo, aveva un formidabile appetito. Così pure Tovarowski, ebreo franco-polacco, sciocco e ciarliero, ma utile alla nostra comunità per il suo comunicativo ottimismo. Mentre dunque i malati lavoravano di coltello, ciascuno seduto sulla sua cuccetta, Charles ed io ci dedicammo alla ricerca di una sede possibile per le operazioni di cucina. Una indescrivibile sporcizia aveva invaso ogni reparto del campo. Colmate tutte le latrine, della cui manutenzione naturalmente nessuno più si curava, i dissenterici, erano più di un centinaio, avevano insozzato ogni angolo del cabè, riempito tutti i secchi, tutti i bidoni già destinati al rancio, tutte le gamelle. Non si poteva muovere un passo senza sorvegliare il piede. Al buio era impossibile spostarsi. Pur soffrendo per il freddo che si manteneva acuto, pensavamo con raccapriccio a quello che sarebbe accaduto se fosse sopraggiunto il disgelo. Le infezioni avrebbero dilagato senza riparo. Il fetore si sarebbe fatto soffocante e inoltre, sciolta la neve, saremmo rimasti definitivamente senza acqua. Dopo una lunga ricerca trovammo infine in un locale già adibito a lavatoio pochi palmi di pavimento non eccessivamente imbrattato. Vi accendemmo un fuoco vivo, poi per risparmiare tempo e complicazioni ci disinfettammo le mani frizionandole con cloramina mista a neve. La notizia che una zuppa era in cottura si sparse rapidamente tra la folla dei semivivi. Si formò sulla porta un assembramento di visi famelici. Charles, il mestolo levato, tenne loro un vigoroso breve discorso che, pur essendo in francese, non abbisognava di traduzione. I più si dispersero, ma uno si fece avanti. Era un parigino, sarto di classe, diceva lui, ammalato di polmoni. In cambio di 1 litro di zuppa si sarebbe messo a nostra disposizione per tagliarci abiti dalle numerose coperte rimaste in campo. Maxime si dimostrò veramente abile. Il giorno dopo, Charles e io possedevamo giacca, brache, guantoni di ruvido tessuto a colori vistosi. A sera, dopo la prima zuppa distribuita con entusiasmo e divorata con avidità, il grande silenzio della pianura fu rotto. Dalle nostre cuccette, troppo stanchi per essere profondamente inquieti, tendevamo l'orecchio agli scoppi di misteriose artiglierie che parevano localizzate in tutti i punti dell'orizzonte e ai sibili dei proiettili sui nostri capi. Io pensavo che la vita fuori era bella e sarebbe ancora stata bella e sarebbe stato veramente un peccato lasciarsi sommergere adesso. Svegliai quelli tra i malati che sonnecchiavano e quando fui sicuro che tutti ascoltavano, dissi loro in francese prima, nel mio migliore tedesco poi, che tutti dovevano pensare ormai di ritornare a casa e che per quanto dipendeva da noi alcune cose era necessario fare, altre necessitarie evitare.
che ognuno conservasse attentamente la sua propria gamella e il cucchiaio, che nessuno offrisse ad altri la zuppa che eventualmente gli fosse avanzata. Nessuno scendesse dal letto se non per andare alla latrina. Chi aveva bisogno di un qualsiasi servizio non si rivolgesse ad altri che a noi tre. Arthur, particolarmente, era incaricato di vigilare sulla disciplina e sull'igiene e doveva ricordare che era meglio lasciar gamelle e cucchiai sporchi piuttosto che lavarli col pericolo di scambiare quelli di un difterico con quelli di un tifoso. Ebbi l'impressione che i malati fossero ormai troppo indifferenti a ogni cosa per curarsi di quanto avevo detto, ma avevo molta fiducia nella diligenza di Arthur. «25 gennaio. Fu la volta di Somogyi. Era un chimico ungherese sulla cinquantina, magro, alto e taciturno. Come l'olandese era convalescente di tifo e di scarlattina, ma sopravvenne qualcosa di nuovo. Fu preso da una febbre intensa. Da forse 5 giorni non aveva detto parola. Aprì bocca quel giorno e disse con voce ferma: «Ho una razione di pane sotto il saccone. Dividetela voi 3. Io non mangerò più». Non trovammo nulla da dire, ma per allora non toccammo il pane. Gli si era gonfiata una metà del viso. Finché conservò coscienza, rimase chiuso in un silenzio aspro. Ma a sera e per tutta la notte e per 2 giorni senza interruzione il silenzio fu sciolto dal delirio. Seguendo un ultimo interminabile sogno di remissione e di schiavitù, prese a mormorare «Jawohl» a ogni emissione di respiro, regolare e costante come una macchina. «Jawohl» ad ogni abbassarsi della povera rastrelliera delle costole, migliaia di volte, tanto da far venire voglia di scuoterlo, di soffocarlo o che almeno cambiasse parola. Non ho mai capito come allora quanto sia laboriosa la morte di un uomo. Fuori ancora il grande silenzio. Il numero dei corvi era molto aumentato e tutti sapevano perché. Solo a lunghi intervalli si risvegliava il dialogo dell'artiglieria. Tutti si dicevano a vicenda che i russi presto, subito, sarebbero arrivati. Tutti lo proclamavano, tutti ne erano certi, ma nessuno riusciva a farsene serenamente capace. Perché nei lager si perde l'abitudine di sperare e anche la fiducia nella propria ragione. In lager pensare è inutile, perché gli eventi si svolgono per lo più in modo imprevedibile. Ed è dannoso, perché mantiene viva una sensibilità che è fonte di dolore e che qualche provvida legge naturale ottunde quando le sofferenze sorpassano un certo limite. Come della gioia, della paura, del dolore medesimo, così anche dell'attesa ci si stanca. Arrivati al 25 gennaio, rotti da 8 giorni i rapporti con quel feroce mondo, che pure era un mondo, i più fra noi erano troppo esausti, perfino per attendere. A sera, intorno alla stufa, ancora una volta, Charles, Arthur e io ci sentimmo ridiventare uomini. Potevamo parlare di tutto. Mi appassionava il discorso di Arthur sul modo come si passano le domeniche a Provencher, nei Vosgi. E Charles piangeva quasi quando io gli raccontai dell'armistizio in Italia, dell'inizio torbido e disperato della resistenza partigiana, dell'uomo che ci aveva traditi e della nostra cattura sulle montagne. Nel buio, dietro e sopra di noi, gli 8 malati non perdevano una sillaba, anche quelli che non capivano il francese. Soltanto Somogyi si accaniva a confermare alla morte la sua dedizione. 26 gennaio. Noi giacevamo
in un mondo di morti e di larve. L'ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi. L'opera di bestializzazione intrapresa dai tedeschi trionfanti era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti. È uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia. Non è uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere. Chi ha atteso che il suo vicino finisse di morire per togliergli un quarto di pane è, pur senza sua colpa, più lontano dal modello dell'uomo pensante che il più rozzo pigmeo e il sadico più atroce. Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta. Ecco perché è non umana l'esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo. Noi tre ne fummo in gran parte immuni e ce ne dobbiamo mutua gratitudine. Perciò la mia amicizia con Charles resisterà al tempo. Ma a migliaia di metri sopra di noi, negli squarci fra le nuvole grigie, si svolgevano i complicati miracoli dei duelli aerei. Sopra di noi, nudi, impotenti, inermi, uomini del nostro tempo cercavano la reciproca morte coi più raffinati strumenti. Un loro gesto del dito poteva provocare la distruzione del campo intero, annientare migliaia di uomini, mentre la somma di tutte le nostre energie e volontà non sarebbe bastata a prolungare di un minuto la vita di uno solo di noi. La sarabanda cessò a notte e la camera fu di nuovo piena del monologo di Somoghi. In piena oscurità mi trovai sveglio di soprassalto. Le pauvre vieux taceva, aveva finito. Con l'ultimo sussulto di vita si era buttato a terra dalla cuccetta. Ho udito l'urto delle ginocchia, delle anche, delle spalle e del capo. La mort l'a chassé de son lit, definì Arthur. Non potevamo certo portarlo fuori nella notte. Non ci restava che riaddormentarci. 27 gennaio, l'alba. Sul pavimento l'infame tumulto di membra stecchite, la cosa Somoghi. Ci sono lavori più urgenti. Non ci si può lavare, non possiamo toccarlo che dopo aver cucinato e mangiato. E inoltre, rien de si dégoûtant che les débordements, dice giustamente Charles. Bisogna vuotare la latrina. I vivi sono più esigenti, i morti possono attendere. Ci mettemmo al lavoro, come ogni giorno. I russi arrivarono mentre Charles e io portavamo Somoghi poco lontano. Era molto leggero. Rovesciammo la barella sulla neve grigia. Charles si tolse il berretto. A me dispiacque di non avere berretto. Degli 11 della Infektionsabteilung fu Somoghi il solo che morì nei 10 giorni. Sertelé, Cagnolati, Towarowski, Lachmacher e Dorget, di quest'ultimo non ho finora parlato, era un industriale francese che dopo operato di peritonite si era ammalato di difterite nasale. Sono morti qualche settimana più tardi nell'infermeria russa provvisoria di Auschwitz. Ho incontrato a Katowice in aprile Schenk e Alcalai, in buona salute. Arthur ha raggiunto felicemente la sua famiglia e Charles ha ripreso la sua professione di maestro. Ci siamo scambiati lunghe lettere e spero di poterlo ritrovare un giorno. Avigliana, Torino, dicembre 1945, gennaio 1947.